يا جهتي جاني سيد أحمد سلك من حصل عيد حرم وجاني قطبها لله راحت العقايا يا جهتي جاني سيد أحمد سلك من حصل عيد حرم وجاني. Benvenute a tutte e a tutti, siete ospiti del monastero dei fratelli della piccola famiglia dell'Annunziata a Montesole. Io sono Ignazio De Francesco, uno dei membri di questa comunità, e quindi anzitutto grazie alle ACLI di Bergamo che organizzano questo bel ciclo Molte fedi sotto lo stesso cielo, grazie a coloro che sono venuti qui per registrare queste lezioni, Martino, Beppe, Giuditta, Camilla, ancora Daniele. Parliamo di Islam e chiediamoci anzitutto come primo incontro che cos'è l'Islam. Allora la prima risposta che mi verrebbe da dire è l'Islam è la fede professata da circa un quarto dell'umanità. Qualsiasi cosa io posso pensare dell'Islam bene o in male, tuttavia non posso non riconoscere che esistono i musulmani e che fanno parte del mondo in cui viviamo. Una seconda risposta, che cos'è l'Islam, è un pezzo della nostra storia. E con nostra storia dico quella che io definisco come la civiltà occidentale, che va dalle sponde dell'Atlantico fino all'India. Forse potrà sembrare esagerato, qualcuno dice l'Occidente è l'Europa, l'Occidente, non so, la Francia, la Gran Bretagna, l'Italia, eventualmente gli Stati Uniti, no? L'Occidente nella sua storia culturale è questo grande bacino che include l'eredità greca per quanto riguarda la filosofia, quella romana per il diritto, anche quella persiana, civiltà sassanide, fino alle propagini dell'India, e che ha un nucleo importante, una parte importante nell'eredità che noi chiamiamo semitica, l'intuizione dell'esistenza di un Dio personale, creatore, provvidente, etico, giudice. L'Islam nel bene e nel male fa parte di questa storia, cioè qualsiasi cosa io posso pensare dell'Islam, tuttavia non posso negare, prendendo in mano i suoi testi, che questi testi respirano di una civiltà, che è questa civiltà dell'area, diciamo così, mediterranea, e lo vedremo nel corso dei nostri incontri. E ancora una risposta: che cos'è l'Islam? Posso aggiungere la fede professata da un certo numero di persone che vivono nel nostro paese, che non sono nostri concittadini o che lo diverranno. Attualmente si calcola 2 milioni, per dare una cifra così molto, molto all'ingrosso, di musulmani in Italia. Una gran parte sono di emigrazione, ma rappresentano circa un terzo dei migranti, a cui si aggiungono poi dei musulmani convertiti, persone che sono nate di un'altra religione o di nessuna religione e nel corso della loro vita hanno scelto l'Islam come propria religione, e questo fa parte di un atto di libertà fondamentale che è iscritto nella nostra Costituzione, cioè la libertà di culto, di credere, di professare una religione o di non professare, o di professare l'ateismo e di farne propaganda, fanno parte dei fondamentali dei diritti della persona. E quindi parlare di Islam, interrogarsi sull'Islam e sui musulmani, indica anche interrogarsi sulla cittadinanza. Per cui la prima cosa che io sempre consiglio quando si parla di Islam e musulmani è prendere in mano la Costituzione. La Costituzione, guardate questa che bella, io sono molto legato, tanti libri sulla Costituzione. Questa è la Costituzione italiana in tante lingue, c'è in cinese, in arabo, in francese, in inglese, in tedesco. E poi ancora questa è la Costituzione di Anna Sarafatti, curata da Anna Sarafatti, la Costituzione raccontata ai bambini. Ecco, un altro testo della Costituzione. È qui che noi troviamo una direzione nel nostro rapporto con l'Islam. E questo non a caso, quindi siete venuti qua a Montesole, non potevo che partire da qui, perché il nostro fondatore, che qua lo vedete alle mie spalle,
Giuseppe Dossetti è stato un uomo politico, ha avuto un ruolo nell'Italia post-fascista, è stato uno dei padri della Costituzione. Ed è stato uno degli uomini che hanno scritto quell'articolo 8 così importante che dice: tutte le confessioni religiose sono ugualmente libere davanti alla legge. Quindi a livello di fede ciascuno di noi può decidere cosa è meglio, cosa non è meglio, la sua comprensione dell'Islam, il suo giudizio dell'Islam come sistema di fede, ma a livello di cittadinanza l'Islam ha diritto a vivere, a convivere, ha diritti e a doveri. Per cui è importante occuparsi dell'Islam oggi, non solo in generale, ma perché la presenza di musulmani sul territorio del nostro paese e del loro paese fa parte delle trasformazioni della nostra società. Quindi noi ragioniamo adesso su quello che avverrà in futuro. Quindi il primo consiglio molto concreto che io do: bisogna informarsi, bisogna fare un'opera di informazione di base che dovrebbe toccare tutti. E quindi per esempio certamente avere una copia del Corano. Il Corano vale, uno dice: ma io la Bibbia, a me basta quello, poi il Corano non mi piace, non riesco a capirlo, non lo leggo. Però conviene e fa parte, come io dico ai miei amici musulmani e alle amiche, dico: leggete la Bibbia tutta intera almeno una volta nella vita, e così il Corano è un testo da leggere. Questo è nella edizione della Ida Zilio Grandi, Alberto Ventura, secondo me la migliore traduzione oggi in circolazione. Poi per avere una traduzione fatta da un musulmano convertito, questo qua di Picardo così. Un altro testo, ma molto rapidamente per dare qualche consiglio iniziale, certamente il dizionario del Corano, anche questo uscito da Mondadori, Muhammad Ali Amir Muezzi, è molto interessante perché si trovano tante voci che danno una certa visione su come i musulmani narrano se stessi. E infine io consiglio tra le tante introduzioni all'Islam, ce n'è un mare in giro ormai, ma quella che mi continua a sembrarmi la più equilibrata, la più affidabile, la più provata è quella di Paolo Branca, grande islamologo, arabista dell'Università Cattolica di Milano, Introduzione all'Islam delle edizioni San Paolo. Questo per farsi un'idea generale. Dunque, l'Islam che cos'è? Abbiamo detto una parte del nostro mondo, una parte della nostra cultura, una parte della nostra Italia. E la terza cosa che possiamo dire dell'Islam, un sistema molto, molto coerente di diritto, etica e pietà, dire così. Io ho fatto questa sintesi che utilizzo molto spesso nei miei testi, in cui cerco di far vedere la profonda coesione di quello che si chiama il sistema Islam. Non è che altri sistemi religiosi siano meno coesi, meno intrecciati. Tuttavia l'Islam fin dalle sue origini si definisce come religione, come Stato, come religione, come comunità credente che ha certe norme, deve seguire certe norme, certi comportamenti che rivedremo durante il corso delle nostre lezioni. Questo è uno degli elementi, diciamolo subito, di fascino dell'Islam, cioè un sistema olistico, un sistema onnicomprensivo che ha un suo certo fascino intellettuale, ma insieme è anche una fonte di inquietudine, perché l'inquietudine deriva dal fatto che l'Islam una volta non è solo una fede, ma si definisce come organizzazione della società che tende a essere un'organizzazione islamica. E allora come convivere, per esempio, in una democrazia, in una comunità che è fatta di tanti diversi? Questo è un punto interrogativo che ci poniamo e che ovviamente poniamo anche ai nostri amici musulmani nella costruzione comune della vita nell'unica società. Un altro modo di rappresentare che ha l'Islam, di rappresentare se stesso in questa visione olistica, è questa dell'albero. L'Islam come albero. Allora si dice che le radici sono la fede, che affondano nella terra, l'albero ha le radici che vanno nella terra, che è il cuore.
è il cuore. Quindi non si vede, la fede non la si vede, sta sottoterra perché sta nel cuore. Quello che sta sopra è il fusto dell'albero, che è la duplice professione di fede, che per l'Islam è questo. Il credo islamico è: credo, attesto che non c'è Dio fuori di Dio e attesto che Muhammad è l'inviato di Dio. Questa è la fondamentale professione di fede islamica. E poi ancora queste rappresentazioni che sono tradizionali nell'Islam vedono i grandi rami portanti del fusto, che sono gli atti cultuali, e ne parleremo la prossima volta. E poi ci sono tutti i rametti, i frutti, le foglie, eccetera, eccetera. Quelli sono le altre azioni: andare al mercato, sposarsi, ritrovarsi tra amici, l'etica domestica, l'etica dei rapporti amicali. Questi sono gli altri azioni dell'Islam. Quindi tutto questo è animato poi da una linfa. Sapete che l'albero ha dentro di sé una linfa, no? Altrimenti muore. E l'intenzione religiosa, che in arabo si dice an-niyya, il primo detto delle raccolte dei detti profetici dell'Islam: innama l'amalu bin-niyat. Le azioni sono secondo le intenzioni. Quindi idealmente in tutto ciò che fa il musulmano pone un'intenzione religiosa. Questo è l'ideale islamico. Iniziamo ora a parlare un pochino di fede. Che cos'è la fede nell'Islam? Allora, c'è un detto che si dice hadith, che sarebbe narrazione, racconto, che è la seconda fonte considerata ispirata dell'Islam. I musulmani che credono che il Corano è mandato, fatto scendere da Dio, ma che ci sono dei comportamenti del loro profeta Muhammad, sia che sono detti, che sono azioni, aneddoti o anche silenzi, che valgono per i musulmani come legge. E quindi ci sono delle raccolte di migliaia di questi detti attribuiti a Muhammad, che fanno testo. Uno di questi racconti, si dice che l'angelo Gabriele, nelle vesti di un uomo dagli abiti bianchissimi e dai capelli nerissimi, si siede davanti a Muhammad, appoggia le proprie ginocchia contro le proprie palme sulle sue gambe, e gli dice: che cos'è la fede? E lui risponde: che tu creda in Dio, nei suoi angeli, nei suoi libri, nell'ultimo giorno, e che creda nel destino, sia in bene che sia in male. Ecco, questi sono gli articoli della fede islamica, il famoso credo, no? I cristiani sanno che cosa credo: in un solo Dio, Padre onnipotente, creatore del cielo, credo in un solo Signore Gesù Cristo, unigenito Figlio di Dio. Il credo che noi diciamo niceno, costantipolitano, il credo delle chiese, della tradizione delle chiese. L'Islam, il suo credo sono questi articoli: Dio, angeli, libri e profeti, ultimo giorno, escatologia e destino. Allora vediamo, nel tempo che abbiamo ancora a disposizione per questo primo incontro, di definire un po' questi articoli di fede essenzialmente attraverso dei passaggi coranici. Allora partiamo da Dio. La sura 41, sura vuol dire poi capitolo, essenzialmente sono i capitoli del Corano. L'ordine di Dio al suo profeta: io non sono che un uomo come voi, mi è solo stato rivelato che il vostro Dio è un Dio unico, rivolgetevi a Lui e implorate il suo perdono. E quindi la fede islamica si può dire così: un monoteismo assoluto, non c'è Dio fuori che Dio. Queste cose che molti conoscono, molti sanno, hanno poi radici bibliche. Per esempio, vedete lo Shema Israele, le affermazioni della Bibbia, anche affermazioni riprese da Gesù nei Vangeli. Ecco, l'unicità di Dio. E nella fede islamica
ogni inviato, ogni profeta non ha fatto altro che affermare questa cosa. Non c'è che un solo Dio. Vedete per esempio Sura 21-25, magari chi ha accanto a sé il Corano può controllare oppure lo rivedrà poi con calma. Non inviammo prima di te nessun messaggero senza rivelargli: non c'è altro Dio che me, adoratemi. Ancora un testo importante, Sura 2, 164, nella creazione dei cieli e della terra, nell'alternarsi del giorno e della notte, nella nave che solca i mari, carica di ciò che è utile agli uomini, nell'acqua che Dio fa scendere dal cielo, rivivificando la terra morta e disseminandovi animali di ogni tipo, nel mutare dei venti e nelle nuvole costrette a restare tra il cielo e la terra, in tutto ciò vi sono segni per la gente dotata di intelletto. Allora qua noi vediamo un tratto tipico della teologia islamica e insieme anche un tratto tipico della spiritualità del musulmano, la sensazione molto forte che quello che noi vediamo, che la natura, gli alberi, le piante, i mari, sono opera di Dio. Può sembrare una cosa molto, molto semplice, quasi banale, ma appunto è banale ovviamente per chi crede. Per chi non crede ci dirà, magari ci sta ascoltando in questo momento, dice no, guarda, il mondo viene dai gas, cioè non c'è nessun Dio, nessuna creazione, non c'è niente. Ma chi crede vede Dio all'opera nella creazione, e questo è una eredità proprio tipicamente biblica, l'idea pensate il Salmo 18-19, i cieli narrano la gloria di Dio. E quindi l'idea che la creazione è indizio dell'opera, di un'opera, di un essere che trascende la creazione. Questo è molto importante anche per capire la spiritualità del musulmano, che è un uomo che sa, uomo e donna, che sa guardare la creazione con l'occhio della fede. E un altro testo importante è quello della Sura 51, 56-58, dice: è solo perché mi adorassero che ho creato i demoni, cioè i jinn, gli spiriti e gli uomini. Non chiedo loro nessun sostentamento e non chiedo che mi nutrano. In verità Allah è il sostentatore, il detentore della forza, l'irremovibile. Allora in questo testo è importante perché dà un orientamento teologico alla creazione. La creazione è fatta per l'adorazione di Dio. Anche queste sono idee tranquillamente bibliche. E l'altra cosa che troviamo in questo testo, vedete il sostentatore, il detentore della forza, l'irremovibile, una serie di nomi. Dio si definisce se stesso attraverso dei nomi, è la teologia dei nomi. Nell'Islam ci sono i famosi 99 nomi di Dio, che in realtà sono di più, ma in qualche modo sono canonizzati in 99. Ognuno di questi nomi esprime una qualità di Dio e una sua operazione anche nel creato. Il sostentatore, quello che il Dio provvidente. L'Altissimo, l'immenso, qualsiasi musulmano inizia un discorso dicendo Bismillahi Rahmani Rahim, misericordioso e clemente, e quindi Dio si conosce attraverso i nomi. Tutto questo per esempio è una pista. Io credo che voi facciate questo vostro corso anche per abituarvi al dialogo con le persone di fede islamica. Ecco, una delle piste del dialogo è prendere in mano i nomi e ragionare su questi. La teologia si fa attraverso i nomi. Andiamo avanti. Un altro punto importante della teologia islamica sono gli angeli. Guardate che questa è una particolarità. Gli angeli sono presenti nella Bibbia, la visione di Isaia, Ezechiele, Daniele, nel Vangelo. Sono presenti i Vangeli della Natività, sono pieni zeppi di angeli da tutte le parti, un mondo angelico che si muove. Tutto questo raggiunge anche il Corano. E ne fa uno dei suoi articoli del suo credo, è la Sura 4, 136,
dice: chi non crede in Allah, in Dio, nei suoi angeli, nei suoi libri, nei suoi messaggeri e l'ultimo giorno, si perde lontano dalla perdizione. Quindi la fede negli angeli è una fede necessaria. A cosa servono gli angeli? Sono essenzialmente gli agenti di Dio nella creazione. Dio è creatore, è provvidente, è giudice, ma non si relaziona direttamente col mondo in un modo materiale, perché rimane sempre al di sopra di ogni pensiero. La macchina della creazione nella visione islamica è mandata avanti dagli angeli. Per esempio, noi siamo in questa stanza, vediamo che c'è una luce accesa, vediamo l'acqua che scorre dal rubinetto. A ogni fenomeno fisico presiede un angelo. Ci sono gli angeli che, per esempio, oggi un giorno che sta per arrivare la pioggia, nella visione islamica ci sono degli angeli seduti sulle nube che le cavalcano e le portano di qua e là per mandare la pioggia un posto e toglierla all'altro. Gli angeli dei venti, gli angeli del battito del nostro cuore. Il nostro cuore funziona perché c'è un angelo addetto al funzionamento degli organi del corpo. E poi c'è una funzione molto importante, sono gli angeli legati alla scrittura delle nostre opere. Secondo la visione islamica, accanto a me, a destra e a sinistra, accanto a Beppe, accanto a Giuditta, accanto a Martino, accanto a ognuno di voi c'è un angelo alla destra e alla sinistra. Uno scrive le buone azioni e uno scrive le cattive azioni. L'ultimo giorno, il giorno del giudizio, si aprono i libri e si vedrà se uno merita di andare in paradiso o merita di andare all'inferno. Questa funzione, diciamo, contabile degli angeli. E quindi veniamo allora a un tema che è molto importante per il dogma islamico, che è l'ultimo giorno, cioè l'escatologia. L'escatologia è decisiva nella visione islamica e anche per la spiritualità del musulmano. Lui dice, nel Corano dice, nel Sura 4:87, Allah non c'è Dio all'infuori di lui, certamente vi radunerà nel giorno della risurrezione su cui non vi è dubbio alcuno. E chi è più veritiero di Allah? E poi Sura 17, sentite, dicono diciamo gli oppositori, cioè chi non crede a questo: ma quando saremo ossa e polvere, saremo risuscitati a nuova creazione? Foste anche Pietro e ferro o qualunque altra creatura che possiate concepire, diranno allora: chi mai ci farà ritornare di colui che vi ha creati la prima volta? Scuoteranno allora le teste verso di te. Quando avverrà tutto ciò, è possibile che sia vicino. E ancora Sura 36, chi riderà la vita alle ossa polverizzate? Rispondi: colui che le ha create la prima volta ridarà loro la vita, egli conosce perfettamente ogni creazione. Allora è come se l'idea che il nostro DNA fosse in deposito presso Dio, perché uno dice tutti poi ci sciogliamo nella terra, no? E quindi lui nel giorno della risurrezione mette insieme il corpo di ognuno per essere giudicato e avere il suo giudizio, paradiso e inferno. Quindi anche su questa cosa noi possiamo dire che l'Islam è fortemente ancorato alle tradizioni precedenti, e noi vediamo nell'Antico Testamento sicuramente un certo sviluppo. Ci sono testi che non presuppongono una risurrezione dei morti, ma altri diventa molto potente. Questo vediamo nel libro di Daniele, il libro dei Maccabei, la Sapienza, per esempio, fin che si arriva al Nuovo Testamento, l'annuncio di Gesù e libri come l'Apocalisse, in cui la risurrezione è uno dei grandi temi, al punto che entra anche, credo, la risurrezione dei morti, la vita del mondo che verrà. Nel credo che i cristiani pronunciano c'è la fede nella risurrezione. Quindi l'Islam fa parte di questo mondo. Ovviamente ha le sue particolarità, è una risurrezione molto, molto fisica, molto materiale, si ritorna a essere esattamente quello che si era. San Paolo ci dice come sarà la risurrezione stolto. Ecco, una cosa è quello che si semina, una cosa è la pianta che
che fiorisce, che nasce. Quindi sappiamo l'esperienza del corpo di Gesù e allo stesso tempo lui, lo stesso corpo che avevano conosciuto i suoi discepoli, ma anche in un'altra condizione che ha bisogno di essere rivelato per mostrarsi agli occhi dei suoi apostoli e discepoli. Quindi il cristianesimo, la teologia cristiana non consente di definire con esattezza con la qualità creaturale, materiale del corpo risorto, lo afferma. L'Islam tende a dire sarà quello, esattamente quello. E ovviamente il dogma dell'ultimo giorno, la fede escatologica, orienta molto l'azione. Tutta l'etica islamica è sotto la proiezione dell'attesa dell'ultimo giorno. Bisogna anche dire questo, che nel Corano ci sono due corde fondamentali, che in arabo si chiama targhib e takhwif, due leve. Il targhib è far desiderare qualche cosa. È come si dice a un bambino: guarda che se passi l'esame ti porto qui, ti regalo questo. Cioè, takhwif è fare paura. Guarda che se fai male, ti dice male, ti punisco. Allora il Corano, l'elemento diciamo di takhwif, di immettere paura nel credente, è percentualmente più prevalente di quello del targhib. Quindi il Corano fa più paura, ecco, è più la leva della minaccia che opera, e questo anche ha un certo effetto sulla spiritualità islamica. Ci sono ancora due punti, molto brevemente, che accenno. Uno è quello del destino, perché anche il destino fa parte degli elementi della fede islamica. Eccolo qua. Guardate questo testo, Sura 17:13. Al collo di ogni uomo abbiamo attaccato il suo destino e nel giorno della risurrezione gli mostreremo uno scritto che vedrà dispiegato. Allah conosce quello che cela ogni femmina, ogni cosa a giusta misura presso di lui. Allora c'è nel pensiero islamico l'idea, e questo è un elemento di tensione. Da una parte, come abbiamo detto, l'escatologia ti spinge a operare bene, quindi se fai bene sarai premiato, se fai male sarai punito. Nello stesso tempo l'Islam fa fatica a concepire una totale autonomia dell'azione dell'uomo rispetto a Dio. Se io posso agire, io sono padrone dei miei atti, vuol dire che creo i miei atti, sono creatore. Il creatore non c'è uno, soltanto uno, e questo è Dio. Allora il Bukhari, sentite, dice: ciascuno di voi, che è la raccolta di detti attribuiti al profeta Muhammad, ciascuno di voi viene creato nel ventre della madre per 40 giorni, in altri 40 giorni diventa un grumo di sangue, in altri 40 un pezzo di carne. Poi Dio manda un angelo con 4 ordini dicendo: scrivi le sue opere, il suo sostentamento, la durata della vita, se sarà felice o disgraziato. Poi Dio soffia in lui lo spirito e ciascuno opera finché tra lui e il paradiso c'è soltanto la distanza di un cubito, ma a questo punto quel che è già scritto per lui lo fa agire in modo da meritare l'inferno, oppure ha agito in modo che fra lui e l'inferno c'è soltanto la distanza di un cubito, che sarebbe mezzo metro, e quello che è già scritto per lui lo fa agire in modo da meritare il paradiso. E questo è un testo abbastanza impressionante, in cui ci fa chiedere, ma allora qual è il senso della libertà del musulmano? In quale misura lui è veramente autore delle sue opere? Questo è stato un tema molto dibattuto anche tra i teologi. Se è tutto scritto su di me, perché mai io devo essere poi cacciato nell'inferno, ecco, per cose che ha deciso Dio su di me? Qui l'Islam tende intanto a dire: non chiedete, questa è la dottrina del qada wal qadar, il destino, non fate troppe domande, accettatelo e cercate di tenere in equilibrio questa cosa. Da una parte la vostra responsabilità rispetto alle opere che voi fate,
e quindi voi siete responsabili, Dio vi ordina, quindi fate, potete fare. Dall'altra la fede che in realtà tutto quello che fate è stato scritto su di voi, e questo esprime da una parte un certo quietismo dell'animo musulmano, ma dall'altra anche una delle sue doti spirituali più evidenti, che sono la sua capacità di sopportazione. Islam vuol dire sottomissione a Dio, e si esprime in tante cose nella vita. Dobbiamo fermarci perché il tempo è al limite, mancava un pilastro del credo, quello nei libri, ma lo trattiamo al prossimo incontro, quando affronteremo il tema del culto. Grazie a tutti da Montesole e alla prossima. يا جهتي جاني سيد أحمد سلك من حصل عيدا حرم وجاني قطبها لله راحت العقايا يا جاهتي